Si è chiuso nel silenzio, non ha più voluto rispondere alle domande degli inquirenti Emanuele Impellizzeri, 38 anni, l'uomo accusato di aver ucciso la 27enne Chiara Ugolini nel suo appartamento a Calmasino di Bardolino. Il magistrato ha convalidato il fermo e ha disposto la misura cautelare in carcere. L'uomo è accusato di aver commesso l'omicidio con le aggravanti di aver agito con crudeltà e per motivi abietti. In base a quanto riportato nell'ordinanza del GIP Angela Fantechi, la misura della custodia in carcere si è resa necessaria per il pericolo di fuga, per la gravità del fatto contestato e tenuto conto della personalità dell'indagato. Al momento l'uomo è nel carcere di Sollicciano, in provincia di Firenze, dove è stato fermato dalla polizia mentre tentava di scappare in sella alla sua moto. Il GIP del Tribunale fiorentino si è dichiarato incompetente per territorio e quindi trasmetterà gli atti al Tribunale di Verona. Intanto i carabinieri di Verona stanno indagando per ricostruire quei drammatici istanti. In un primo momento il 38enne aveva rilasciato alcune dichiarazioni spontanee, ammettendo parzialmente le proprie responsabilità. Aveva raccontato di essere saltato sul terrazzino di Chiara. Ho avuto l'impulso di entrare nell'appartamento, aveva detto. Poi ha iniziato ad urlare e io l'ho spinta a terra. Perché volesse entrare ancora è da accertare, anche se la pista dell'aggressione a sfondo sessuale è quella più accreditata. Poi le scioccanti verità. A Chiara è stato fatto ingoiare della candeggina, poi le è stato messo uno straccio in bocca così che non potesse sopravvivere. È stata messa a tacere perché avrebbe potuto denunciare ciò che l'uomo aveva fatto. Impellizzeri, al momento dell'arresto, aveva graffi sul viso. Chiara ha provato fino in fondo a combattere per la propria vita. Rimane il dolore immenso della famiglia e del fidanzato Daniel, con il quale Chiara era andato a vivere. Su un post di Instagram, Daniel scrive: Chiara, rimarrai sempre la mia metà.